Il Teatro Stabile del Veneto ha un nuovo socio sostenitore, il presidente della Fondazione di Venezia Michele Bugliesi. A Palazzo Balbi, con il governatore Zaia e il presidente del Teatro Stabile Gianpietro Beltotto, è stata firmata la convenzione con cui la Fondazione si impegna per 3 anni a sostenere parte dei costi della scuola, impegnandosi anche a elargire un contributo di 300.000 euro per il triennio 2022-2024, un progetto che punta ai giovani. Questo nuovo percorso con la scuola e più in generale con il progetto culturale che il teatro si impegna ad avviare con il nuovo corso è pienamente coerente con questo spirito, con la nostra missione a favore della formazione, dell'alta formazione, che sarà parte del progetto della scuola. La presenza della Fondazione di Venezia tra i soci è la ciliegina sulla torta per le imminenti celebrazioni dei 400 anni del Teatro Goldoni, ha ricordato il governatore Zaia, ma anche per tutto l'impegno che vede protagonista il Teatro Stabile del Veneto, un network che si sta ampliando sempre di più ed è destinato ad appropriarsi definitivamente di un ruolo di riferimento nazionale.